La Procura di Udine ha aperto un fascicolo sulla vicenda della direzione del Sores regionale, in particolare sull'annullamento del concorso per la nomina del nuovo direttore. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio. Domani mense aziendali al banco di prova Green Pass. Alla vigilia del debutto c'è molto fermento negli ambienti sindacali anche in Friuli Venezia Giulia, dopo che il governo ha confermato e chiarito l'obbligo. Dopo aver assunto un mix di stupefacenti al rientro da un evento in Piancavallo alla vigilia di Ferragosto, 2 ventenni pordenonesi sono finiti in terapia intensiva in seguito a overdose, indaga la questura di Pordenone. Operatori dei centri estivi senza gli attestati necessari, revocato l'appalto in 4 scuole di Udine. Dopo il caso Mense il comune strappa un altro contratto, brutta sorpresa per i genitori, servizio sospeso per un giorno. Domenica esordio nella Serie A per l'Udinese di Gotti, che al Friuli affronterà la Juventus, ma il mercato resterà aperto fino al 31 agosto. Nei piani di bianconeri c'è da sistemare il reparto offensivo. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli, che apriamo con il caso che ha fatto molto discutere in regione del concorso per la direzione della Sores, un caso che arriva in procura a Udine. È stato infatti aperto un fascicolo in merito a questa vicenda, in particolare sull'annullamento del concorso. L'ipotesi di reato è abuso d'ufficio. Il caso della direzione Sores finisce in procura. A Udine è stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio in relazione all'annullamento del bando per la nomina del direttore della centrale operativa regionale dell'emergenza, per il quale erano in lizza 4 candidati. In maggio, a concorso già avviato, il direttore generale dell'ARCS Giuseppe Tonutti aveva firmato un atto con il quale alla guida del Sores veniva nominato il primario di terapia intensiva di Udine, Amato De Monte, in sostituzione di Vincenzo Mione. Atto questo che aveva interrotto l'iter concorsuale. Dall'inizio della vicenda diversi soggetti hanno annunciato l'intenzione di intraprendere azioni penali. Tra questi uno dei candidati al concorso, il dirigente medico dell'elisoccorso della regione Calabria Pasquale Gagliardi. Un esposto poi dovrebbe arrivare a fine mese. A depositarlo sarà, come conferma il capogruppo in Consiglio regionale Diego Moretti, il Partito Democratico, che già a inizio luglio aveva annunciato di voler interessare Procura e Corte dei Conti. Infine potrebbe scendere in campo anche la ROI EMAC nazionale. Il 1° giugno il Consiglio direttivo del sindacato degli anestesisti aveva inviato una lettera alla Regione Friuli Venezia Giulia, della quale esprimeva la sua netta contrarietà alla sospensione del concorso e si era riservato di manifestarla con le più incisive iniziative. Per venerdì prossimo è in programma un consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici di Pordenone, nel quale saranno prese in esame le posizioni dei colleghi non vaccinati, quali non potranno più esercitare temporaneamente la professione. Prenderemo atto dell'elenco, spiega il presidente Guido Lucchini, che racconta come un suo paziente che derideva il vaccino sia finito proprio in questi giorni in terapia intensiva. Dopo gli infermieri, anche l'Ordine dei Medici è pronto a prendere provvedimenti nei confronti dei colleghi non vaccinati, anche se per ora si limiterà a dare comunicazioni agli iscritti, che da quel momento non potranno più esercitare la professione fino al 31 dicembre o ad avvenuta vaccinazione. A fare da apripista sarà ancora una volta Pordenone, che ha ricevuto da ASFO l'elenco dei nominativi. Proprio nel Consiglio di venerdì 20 agosto avremo un ordine del giorno specifico riguardo a questo tema. Noi non prenderemo atto di quello che l'azienda ci ha mandato e comunicheremo agli iscritti che non si sono vaccinati la presa d'atto che abbiamo ricevuto questa comunicazione e manderemo noi appunto questa informativa. Su 26 nominativi che l'azienda ci ha comunicato abbiamo già scoperto che 14 si sono già vaccinati. E non è il Dipartimento di Prevenzione che ha avuto la difficoltà di capire, ma c'è un disallineamento dei sistemi informatici regionali e qui è un grosso problema. Nel resto della regione la situazione procede più a rilento. A Gorizia e a Trieste non è arrivata nessuna comunicazione di medici iscritti a quell'ordine per cui l'azienda relativa abbia mandato dei nominativi. Per Udine sono arrivati 6 nominativi e di questi 6 solo 3 non si erano vaccinati. Sul fronte delle persone Novax, Lucchini, medico di famiglia ad Aviano, manda un messaggio chiaro. Si è presentato un non vaccinato nel mio studio, un 50enne proprio una settimana fa,
e quasi deridendo il sistema, dicendo che lui non vuole fare la cavia perché non si era vaccinato, e dopo 72 ore quella persona era su un lettino di terapia intensiva a Trieste. Adesso è ancora ricoverato. E a proposito di vaccinazioni, anche in Friuli Venezia Giulia da oggi è possibile per gli adolescenti tra i 12 e i 19 anni recarsi direttamente agli hub vaccinali per l'immunizzazione senza appuntamento. Le aziende sanitarie consigliano comunque, anche per evitare assembramenti, la prenotazione. Accesso diretto senza prenotazione, orari ad hoc e appuntamenti potenziati. Da oggi, anche in Friuli Venezia Giulia, i ragazzi dei 12 ai 18 anni che intendono sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid avranno una corsia preferenziale, come disposto a livello nazionale. Secondo il report del governo aggiornato a questa mattina, su una platea di 85.565 adolescenti tra i 12 e i 19 anni, in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino il 39,91%. Di questi, il 21,31% ha completato il ciclo vaccinale. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha previsto da oggi posti su prenotazione negli hub Ente Fiera Udin, Gemona Manifatture e Ospedale di Palmanova. Garantiti anche posti ad accesso diretto a Gemona tra le 12 e le 13 nei giorni 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 agosto e Udine tra le 18 e le 19 del 19, 20, 23 e 27 agosto. L'accesso diretto agli adolescenti sarà consentito anche nelle sedi vaccinali gestite dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Trieste Molo Quarto, solo oggi e domani, Trieste Centrale Idrodinamica, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Gorizia. Infine, l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha programmato da questa settimana un'offerta aggiuntiva di posti dedicati agli adolescenti in tutte le sedi vaccinali. Garantito inoltre l'accesso senza prenotazione nella fascia 8.30-8.45 dal 18 al 28 agosto alla Fiera di Pordenone. Tutte e tre le aziende sanitarie consigliano comunque di prenotare la vaccinazione per evitare assembramenti e agevolare la programmazione all'interno degli hub. E adesso vediamo qual è la situazione, qual è l'evoluzione della pandemia nella nostra regione. Partiamo dal fatto che salgono a 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I numeri del lunedì sono sempre più bassi, su 1146 tamponi effettuati sono risultati 16 nuovi contagi. Non si registrano decessi, i pazienti in terapia intensiva sono saliti da 5 a 7, stabili a 30 i pazienti accolti in altri reparti. Le persone in isolamento sono scese a 855, si registra tra i casi positivi un rientro dagli Stati Uniti. Dopo aver assunto un mix di sostanze stupefacenti al rientro da un evento in Piancavallo alla vigilia di Ferragosto, 2 ventenni pordenonesi sono finiti in terapia intensiva per overdose. Ulteriori indagini sono in corso da parte della Questura di Pordenone. Hanno passato la vigilia di Ferragosto a sballarsi e le conseguenze sono state molto serie per un paio di giovani pordenonesi che, assieme a un gruppo di amici, tutti tra i 21 e i 25 anni, avevano passato la giornata all'evento Picnic Chilometro Zero in Piancavallo, che ha richiamato in quota molte persone al ritmo della musica. Il gruppo è rientrato in città attorno alle 22, ma dopo qualche ora una ragazza è stata colta da malore attorno all'1, finendo in stato di coma in terapia intensiva al Santa Maria degli Angeli. Poco dopo anche un altro ragazzo appartenente al gruppo, che aspettava all'esterno dell'ospedale civile, è stramazzato al suolo e anche lui è stato trasportato in terapia intensiva. Del caso si sono occupate la squadra volante e la squadra mobile della Questura di Pordenone, che hanno identificato tutti i componenti del gruppo, ricostruendo le varie fasi della serata, nel corso della quale è emerso come la coppia avesse assunto un mix di sostanze stupefacenti, cocaina, ecstasy, anfetamina, metanfetamina e cannabinoidi, con la conseguente overdose e ricovero in rianimazione. Per fare luce sul fatto, la squadra mobile ha avviato un'attività di indagine finalizzata a individuare la filiera degli spacciatori e per meglio contestualizzare le singole condotte dei giovani del gruppo ed accertarne eventuali altre responsabilità. E a proposito di Ferragosto, come annunciato, sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio regionale per quanto riguarda la verifica del rispetto della normativa anti-Covid e dell'obbligo di Green Pass. Numerosi controlli effettuati, in realtà pochissime le sanzioni elevate in Friuli Venezia Giulia. Partiamo dai controlli effettuati in provincia di Udine e Gorizia.
Turisti e friulani, sia della ex provincia di Udine che dell'ex provincia di Gorizia, si sono dimostrati molto rispettosi delle normative anti-Covid in questo fine settimana di Ferragosto. 2 le sanzioni elevate da 400 euro ciascuna nel weekend da parte della Polizia di Stato per il mancato possesso di Green Pass e mascherina all'interno di un locale di Lignano, per cui è stato multato anche il titolare. Sanzionato per assembramento poi dai carabinieri di Tolmezzo il titolare di un locale di Sappada nella notte tra il 14 e il 15. Nella giornata di Ferragosto sono state controllate nell'ex provincia di Udine 532 persone e 28 esercizi pubblici. I monitoraggi hanno messo in evidenza il rispetto delle normative anti-Covid e il corretto uso del Green Pass. Stessa situazione nell'ex provincia di Gorizia, dove carabinieri, polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato hanno monitorato circa 200 locali e identificato oltre 5.000 persone. Anche in questo caso i risultati degli accertamenti hanno mostrato il pieno rispetto delle regole per quanto riguarda la certificazione verde e in generale il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. Nessuno è stato sanzionato. E adesso ci spostiamo a Pordenone, 41 i pubblici esercizi controllati, 71 le persone identificate, 2 che erano intenti a giocare nella sala slot di un bar di Pordenone sprovviste di Green Pass e anche il titolare dell'esercizio commerciale sono stati sanzionati dagli agenti della questura. Ed ora andiamo a Trieste, in questo caso una quindicina le sanzioni elevate. Barcola da tutto esaurito e anche il centro città con soprattutto tanti turisti. Trieste chiude con soddisfazione il Ferragosto, contrassegnato da un tutto pieno che mancava dall'epoca pre-Covid e, soprattutto, non si era mai registrato nel periodo di agosto, essendo città d'arte più apprezzata in primavera e in autunno che nel periodo estivo. A livello di controlli da parte della Polizia di Stato, nella giornata del 14 agosto sono state verificate 414 persone, di cui una sanzionata dalla Polfer per non aver rispettato le norme Covid, e 52 locali commerciali dove non ci sono state infrazioni di legge. Sul fronte del Green Pass sono state invece elevate 3 sanzioni, tutte in una sala scommesse di San Giacomo, dove 2 avventori erano sprovvisti della certificazione e di conseguenza è stato multato anche il titolare. Ieri invece le persone controllate sono state 324, di cui 2 sanzionate dalla Polfer per il mancato rispetto delle norme Covid, mentre nessuno dei 36 locali commerciali ha ricevuto multe. Nessuna sanzione per questioni legate al Covid invece per i carabinieri, che invece hanno ritirato nel weekend di Ferragosto 5 patenti ad altrettanti automobilisti in stato di ebbrezza. I controlli si sono concentrati in particolare nella zona della Baia di Sistiana, dove sono stati controllati 40 veicoli e un centinaio di persone. La polizia locale di Trieste invece dal 12 al 15 agosto ha controllato 52 persone e 36 attività commerciali. Sono state elevate 2 sanzioni per le violazioni delle norme sul Green Pass ed altrettanti clienti e una sanzione al titolare di un'attività commerciale per omesso controllo. 2 i soccorsi invece da parte della Capitaneria di Porto. Nel primo caso un turista straniero ha avuto un malore in Costa dei Barbari, mentre una barca a vela di 19 metri ha avuto un'avaria. Nel primo caso la Guardia Costiera ha portato via mare il medico del 118 sul posto, nel secondo ha fornito assistenza in attesa della riparazione del danno. E nella notte di Ferragosto i carabinieri del capoluogo friulano hanno denunciato un 41enne pregiudicato residente nell'Interland udinese ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio. Poco prima in Viale Mirko era stato dato alle fiamme un materasso gettato vicino ad un cassonetto per la raccolta differenziata. Grazie alle testimonianze delle persone presenti l'uomo è stato rintracciato a poche centinaia di metri. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità del 41enne rispetto agli atti vandalici che nelle ultime settimane hanno interessato circa 25 cassonetti. Operazione dei carabinieri dei NAS nei campeggi di tutta Italia. In Friuli Venezia Giulia sono scattate 2 sanzioni da 2.000 euro ciascuna in altrettante strutture. Carenze di tipo igienico-sanitario e alimenti non ben conservati. Queste le irregolarità riscontrate dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine in un campeggio di Lignano, per cui è scattata una sanzione di 2.000 euro nei confronti del responsabile dell'area. Tra il 26 luglio e il 10 agosto scorsi i militari del NAS hanno eseguito diversi controlli nei villaggi turistici e nei campeggi del Friuli Venezia Giulia. 8 le verifiche in totale, di cui 5 hanno riguardato l'ex provincia di Udine.
Nell'ex provincia di Gorizia il monitoraggio ha portato a elevare un'altra sanzione amministrativa, sempre di 2.000 euro. 2 titolari di campeggi e villaggi turistici delle ex province di Trieste e Pordenone, infine, sono stati invece segnalati all'autorità giudiziaria per irregolarità che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nessuna problematica è stata riscontrata in materia di violazione di norme anti-Covid o di mancato o scorretto utilizzo del Green Pass. Non solo controlli e sanzioni a Ferragosto, anche buone notizie che riguardano il turismo. Ne arrivano in particolare da Grado. Ferragosto è stata la cartina di tornasole della stagione estiva a Grado. Sull'isola, fin dalla mattina, si sono riversate migliaia di persone. A testimoniarlo sono state spiagge e locali pieni, così come la Basilica di Sant'Eufemia per le celebrazioni per l'Assunzione della Vergine. Il tutto esaurito, comunque, non si è limitato alla giornata, ma ormai è un trend che va avanti da settimane, sintomo di un ritorno della clientela accolto con favore dagli operatori, che ora auspicano un prolungamento della stagione fino ad ottobre. Ferragosto a Grado, come sta vivendo l'isola questa giornata? Benissimo, la risposta c'è stata, ma non solo adesso per agosto, ma in tutto il periodo estivo. La pandemia si è fatta sentire nel senso che più controlli, più distanze, ma la stagione sta andando bene. Tra i temi all'ordine del giorno anche il Green Pass. La clientela straniera lo chiedeva anche ai commessi, anche la clientela italiana, devo dire la verità, almeno qui da noi nessun problema. C'è veramente un ottimo livello di prenotazioni, non solo settembre ma addirittura anche ottobre, pertanto corriamo il rischio di fare una stagione molto lunga e molto buona. Tutto il mese di agosto ha registrato il sold out per la parte ricettiva, abbiamo avuto degli ottimi risultati, alberghi, campeggi, ristoranti, la città sta tenendo. E adesso ci spostiamo nel capoluogo friulano, vediamo com'è andata a Ferragosto. Ferragosto tra alti e bassi a Udine, dove il comune registra con soddisfazione un'elevata presenza di turisti nei musei civici, come riferisce l'assessore Fabrizio Cigolotti. Delusi gli esercenti del centro, in particolare di Piazza San Giacomo, dove tutti i locali sono rimasti aperti, ma con scarse presenze, a eccezione degli orari serali. Poca gente, fino alle 5 poca gente. Quindi mattina anche poca gente? Sì, mattina pochissima. Avete lavorato quando alla fine? Dopo le 5 fino alle 2 di mattina, insomma. Gli udinesi c'erano, mancano i turisti. È quello che noi facciamo con i turisti. La storica pasticceria Beltrame invece ha lavorato a pieno ritmo, sia con clienti affezionati che con turisti di lingua tedesca. C'erano parecchie persone, volevano fare colazione, ci ha fatto piacere avere anche un po' di turisti. Ci è dispiaciuto chiudere verso le 2 perché c'erano ancora persone che volevano approfittare di questo locale aperto. Mense aziendali e Green Pass. Domani il debutto dell'obbligo. Il governo ha chiarito la situazione con una FAQ. I lavoratori che vogliono entrare nella mensa aziendale devono avere la certificazione Covid. C'è grande fermento negli ambienti sindacali. Vediamo allora come si è vissuta questa vigilia. Domani mense aziendali al banco di prova Green Pass. Alla vigilia del debutto c'è molto fermento negli ambienti sindacali anche in Friuli Venezia Giulia, dopo che il governo ha chiarito attraverso una FAQ che per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nel locale adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione dipendenti solo se muniti di certificazione verde. Le aziende che si occupano della ristorazione, spiega Adriano Giacomazzi, segretario regionale della Fisascat CISL, hanno provveduto ad informare i propri clienti della prescrizione e si sono attrezzate di conseguenza. Il tema ora è chi si fa carico dei controlli con un rimbalzo di responsabilità tra aziende e operatori della ristorazione collettiva. Immaginiamo già le discussioni che nasceranno tra operai e addetti delle mense, tra chi è obbligato a chiedere il Green Pass e chi è obbligato a esibirlo, commenta Giacomazzi, il quale ricorda che il problema si porrà anche nelle mense dedicate al personale sanitario. Da capire cosa accadrà a settembre nelle scuole con gli insegnanti. Una FAQ del governo non è legge, dichiara David Bassi della FIOM CGIL. Il nostro sindacato è assolutamente favorevole alle vaccinazioni, ma sull'obbligo del Green Pass nelle mense aziendali ci sono ancora molti dubbi e perplessità, aggiunge. Su una questione così delicata e complessa il governo non può scaricare la responsabilità sui privati. Bassi evidenzia che esistono già rodati protocolli di sicurezza che prevedono anche nelle mense aziendali distanziamento e dispositivi di
protezione in grado di limitare fortemente il rischio di contagio. E per chi non è vaccinato suggerisce l'accesso agli spazi della ristorazione tramite tampone, a carico però dell'azienda e non dei lavoratori. Poi c'è il fronte delle imprese. Alla Fontoni di Osoppo, fa sapere Giorgio Barzazi, a fronte della FAC chiarificatrice del governo è stato fatto un avviso a tutti i dipendenti. Da domani si entrerà in mensa solo con il Green Pass e a farsi carico dei controlli sarà la Camst stessa che gestisce il servizio. I locali sono stati dotati dei dispositivi per i controlli. Alle 10 domani mattina ci sarà sul tema una riunione sindacale. Ai lavoratori non sarà fornito un pranzo al sacco. E non si parla solamente di aziende, quindi di fabbriche. Hanno fatto il giro del web le foto che immortalano alcuni agenti di polizia di Gorizia a mangiare all'esterno della caserma Massarelli a Gorizia, foto diffuse dalla giornalista Elena Ricci. Si tratta di operatori sprovvisti di Green Pass che non hanno potuto accedere ai locali interni della mensa. Oggi il sindacato Lo Scudo ha inscenato una protesta all'esterno contro questa misura. Monta anche a Gorizia la polemica sull'obbligo di Green Pass nelle mense. In particolare la protesta riguarda la caserma della polizia Massarelli a Casa Rossa, dove oggi il segretario del sindacato provinciale Lo Scudo, Mario De Marco, ha deciso di mangiare nel parcheggio all'esterno. Una decisione presa dopo aver visto alcune foto di colleghi costretti a pranzare sugli scalini, vista l'assenza di altre strutture dalla prefettura. Spiegano di aver già allestito un'area all'aperto e al coperto per venire incontro agli agenti. Noi crediamo la mensa, e questo non vale solo per la polizia, credo ogni mensa aziendale, anche di una fabbrica, tra gli operai, dovrebbe essere un momento di aggregazione tra i colleghi, tra le stesse persone che lavorano assieme. Si sta tutti assieme ed è un rafforzativo, un qualcosa di grande, cosa che invece con questa circolare ha fatto delle divisioni, ha creato delle cose che io in quasi 40 anni di lavoro non ho mai visto in polizia. Faccio un esempio, oggi ero entrato quando sono andato a prendere i pacchetti e finalmente io ho visto hanno messo un tavolino con 4 sedie che tra l'altro poi erano occupate quando sono arrivato io, ma sembra come dire la mensa di servizio. E allora così, e per protesta abbiamo deciso di inscenare questa protesta, di mettere un tavolino fuori, mangiare in libertà insieme alla gente, all'aria aperta, con tutti, non nell'angolino messo dall'amministrazione. Dal lunedì 23 agosto anche i turisti del pieno per entrare in Slovenia dovranno essere in possesso del Green Pass. Tutti i cittadini non sloveni, anche chi semplicemente passa in transito, per attraversare la Repubblica dovrà necessariamente essere munito di un certificato verde. Chi non sarà in regola potrebbe rischiare una quarantena di 10 giorni. Un incidente mortale nella mattinata di Ferragosto si è portato via Maurizio Casagrande, atleta del Reaction Triathlon di Pordenone. Un Ferragosto passato in sella alla propria bicicletta per allenarsi come tante altre volte si è trasformato nell'ultima tappa per Maurizio Casagrande, morto in mattinata a Tambre, nel Bellunese, dopo uno scontro con una vettura che lo ha travolto mentre pedalava. Inutili soccorsi, Casagrande è deceduto sul posto. L'uomo, 44 anni, di Vittorio Veneto, era tesserato con il Reaction Triathlon di Pordenone, società dilettantistica con la quale aveva preso parte a numerose gare. A ricordarlo, con un post sulla propria pagina Facebook, è stata proprio l'associazione pordenonese. Maurizio era nostro fratello, hanno scritto i compagni nel dolore, non solo perché parte del direttivo, ma perché faticava, soffriva e gioiva per le stesse cose per cui lo facevamo noi. Da oggi sarà tutto più difficile. Maurizio è salito in bici per il solito giro, senza immaginare che potesse essere l'ultimo. Quando succedono queste tragedie, conclude il post, non ci sono parole che possano mitigare il dolore, quindi lo vogliamo ricordare sorridente e ironico, come al solito. Ciao Mau, ci vediamo al prossimo triathlon. È ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma non sarebbe in pericolo di vita, un uomo di 69 anni di Meduno che ieri pomeriggio a San Daniele, mentre si trovava in sella alla sua Harley Davidson, si è scontrato con una Peugeot condotta da un uomo di 74 anni di San Daniele, rovinando malamente sull'asfalto dopo l'impatto. È successo lungo la strada regionale 463
il conducente della vettura è rimasto illeso. Ed è stato trovato intorno alle 4 di oggi un ragazzo di 24 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce ieri quando era uscito di casa dicendo al padre che sarebbe andato ad un colloquio di lavoro. Il giovane, che vive nel capoluogo friulano con la famiglia, pare stia attraversando un periodo di difficoltà. È scattato l'allarme e nella notte il giovane è stato trovato dai carabinieri. Sta bene. Il comune di Udine revoca l'appalto dei centri estivi in 4 scuole perché alcuni operatori erano privi degli attestati necessari a svolgere il proprio lavoro. Oggi il servizio è stato sospeso e riprenderà domani, gestito da altre ditte. Il comune sta valutando una richiesta di danni. Il comune revoca l'appalto per i centri estivi di 4 scuole, servizio sospeso per un giorno. C'era un'amara sorpresa ad attendere oggi i genitori dei bambini iscritti ai centri di alcuni plessi scolastici cittadini dopo il weekend ferragostano. Il servizio infatti è stato sospeso nelle scuole Benedetti, Zambelli, Baldasseria e Forte per riprendere nella giornata di domani. La sospensione nasce dal fatto che alcuni operatori della ditta vincitrice dell'appalto, la Erdiscope, con sede nel Lodigiano, non sono risultati in regola. Dopo un controllo del NOE, spiega il sindaco Pietro Fontanini, è emerso che alcuni degli operatori erano privi degli attestati antincendio e che un paio erano privi degli attestati necessari per l'attività di animatore. Una mancanza di requisiti che ha portato Palazzo d'Aronco a diffidare la ditta a sostituire questi dipendenti e in seconda battuta a revocare l'appalto alla cooperativa lodigiana. Ci riserviamo, ha concluso il primo cittadino udinese, di chiedere i danni alla ditta per aver mandato persone senza le carte in regola. La situazione era stata portata alla luce nelle settimane scorse dall'opposizione, in particolare attraverso un'interrogazione presentata il 22 luglio da Federico Pirone, incentrata proprio sui curriculum degli educatori e sulla possibilità di revocare il contratto con la Erdiscope. Da domani e per le ultime 2 settimane di agosto i centri estivi saranno gestiti dalla cooperativa Codes e dall'associazione Arte 20. Un 30enne di Gradisca di Sonzo è rimasto ferito ieri sera a Grado dopo essere stato colpito dall'elica di un natante nella parte del tronco. È accaduto nella zona del Banco Doria. E sempre rimanendo a Grado, questa mattina un uomo si è tuffato in acqua senza poi riuscire a tornare a riva, probabilmente per l'eccessiva assunzione di alcol. È stato salvato da un carabiniere che si è gettato in mare. È accaduto alle 6:30 nella zona del lungomare Nazario Sauro. E per chiudere la nuova allerta meteo, piogge abbondanti sparse e temporali localmente forti sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione Civile ha diramato questa allerta meteo gialla nella tarda mattinata di oggi, indicando quelli che saranno gli scenari di criticità che interesseranno la regione fino alle 8 di domani mattina. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo, si parlerà dell'imminente avvio del nuovo campionato di Serie A, ma anche delle ultime di mercato che interessano l'Udinese e poi a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.